qualcosa che è un po' più al di là dei pesci, ci interessa un po' di più, è stato fatto uno studio di accumulo di diossina, mucche tedesche, mamme tedesche, quindi la diossina presente nel latte delle mucche tedesche e quella che poi è presente nel latte delle mamme tedesche. Quindi vedete che le mucche tedesche danno 0,7 picogrammi per grammo di grasso nel latte, arriviamo a delle mamme tedesche che hanno invece 41 picogrammi per grammo di grasso nel loro latte. Quindi potete vedere che nell'arco della catena alimentare come questo tipo di sostanza si accumula e da qui ne derivano anche poi le conseguenze per la salute. Polveri sottili emesse dagli inceneritori. Anche qui sempre relazione tecnica, quindi senza voler né far polemica né niente, riportiamo esattamente quello che viene messo in relazione tecnica. Si dice che i filtri che vengono utilizzati fanno parte della tecnologia più avanzata per la cattura e il trattenimento di tutte le possibili particelle. Anche qui si fa riferimento a delle particelle attualmente misurabili, quindi ciò di cui loro ci stanno parlando è ciò che la tecnologia al momento permette di catturare. Quindi ciò che riusciamo a catturare è ciò che ha una massa superiore, quindi quello che è PM10, le PM più basse, quindi le PM2, 2,5, PM1, PM0,1, la tecnologia attuale non le riesce a catturare. Che cosa c'è però da dire? Che mentre quelle più grandi in peso sono in numero minore, quelle più piccole sono numerosissime. Ciò che è dannosa è la numerosità delle particelle e non tanto il loro peso. Quindi, quella che è la tesi finale, fermare il 90% della massa non significa fermare la maggior parte delle particelle. Per cui anche un filtro all'avanguardia alla fine filtra quello che riesce a filtrare, ma non tutto. Questo cosa vuol dire? Che poi queste particelle vengono inalate, le respiriamo, si accumulano, anche loro si accumulano fegato, rene, comunque insomma si accumulano all'interno del nostro corpo e possono provocare delle patologie sia noi sia come madri possiamo trasferirle anche ai nostri figli. E questo non è terrorismo, questo è semplicemente insomma ricerca e scienza. Qui ci ha fatto piacere riprendere anche un intervento del professor Federico Valerio, che è chimico ambientale dell'Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova, in cui dice che le biomasse che saranno usate come combustibile anche dopo depurazione dei fumi prodotti, appunto per il discorso che vi facevo dei filtri, provocheranno l'emissione nell'ambiente di quantità non trascurabili di numerosi macro e micro inquinanti, proprio perché tecnologie anche le più avanzate non riescono comunque a sopperire a quelli che sono i limiti tecnologici dettati dal momento. Adesso per un po', siccome l'intento del comitato è di fare informazione e non di fare allarmismo, come purtroppo siamo stati accusati più volte che abbiamo raccolto firme facendo terrorismo e quant'altro, questo non è il nostro intento e neppure l'intento di questa sera. Vogliamo condividere con voi alcune informazioni scientifiche che derivano da studi scientifici, poi ognuno ovviamente si può fare l'opinione che vuole e fare le considerazioni che vuole. Questo è uno studio che è stato condotto negli Stati Uniti e in molti altri paesi europei e l'output di questo studio è che vi è una notevole, cioè un'associazione abbastanza forte fra quelli che sono i livelli di inquinamento atmosferici e il numero giornaliero di morti. Non dico che sia il numero giornaliero, per carità, questo è quello che emerge dallo studio. Comunque diciamo che ci sia un certo tipo di legame, di correlazione tra l'inquinamento e patologie respiratorie, patologie cardiovascolari negli anziani e nei bambini. Questo è un altro studio, è il rapporto della Società Britannica di Medicina Ecologica, in cui è stato evidenziato studi epidemiologici condotti su vasta scala, hanno evidenziato che nei pressi degli inceneritori si riscontrano tassi più elevati di tumore negli adulti e nei bambini e di difetti di nascita. E questa è la raccomandazione con cui loro hanno chiuso il loro intervento: raccomandiamo che non vengano più costruiti inceneritori. Infine un altro studio, questo è della US Environmental Protection Agency, che questo è un report, ente federale per la protezione dell'ambiente. Anche qui il risultato è più o meno simile: le polveri emesse dalla combustione di biomassa sono in massima parte di diametro inferiore ai 2 micro, rendendole così inalabili e accumulabili nei polmoni e, in base a quello che vi dicevo prima, anche difficilmente o con la tecnologia al momento disponibili non catturabili dai filtri che cercano appunto di limitare e contenere questo tipo di particelle.
dopo questa carrellata abbiamo detto va bene essere contro questo tipo di impianti, quali alternative possiamo avere? Allora, noi qui ne abbiamo elencate due, il biogas e il fotovoltaico. Il biogas, come vi diceva tra l'altro prima l'assessore, che sembrava che avesse già visto la nostra presentazione, biogas però a livello di azienda agricola, quindi vuol dire un'azienda agricola che ha la necessità di smaltire, di sfruttare quelli che sono i suoi residui vegetali per produrre anche un'energia elettrica che possa vendere o comunque che possa usufruire all'interno della sua azienda. Questo vuol dire magari avere una cooperativa di agricoltori che conferiscono i loro materiali, che collaborano tra di loro e che poi il prodotto finale in uscita, altro aspetto importante, non è cenere, quindi non è materiale speciale, ma è un materiale che comunque può essere utilizzato nella stessa azienda agricola, in aziende agricole afferenti alla cooperativa, come concime organico. L'altra tecnologia è il fotovoltaico. Anche qui si tratta di energia pulita, specialmente il fotovoltaico che sta venendo avanti, quindi i futuri pannelli fotovoltaici, ma già anche quelli presenti, perché sfruttiamo un'energia che tra l'altro ci è già fornita dalla natura, quindi non stiamo qui a bruciare un qualcosa che potremmo usare come alimento o come concime per produrre energia, ma stiamo già sfruttando quello che la natura già ci dà in termini di fonte di energia. Infine, e non perché è il meno importante, ma direi che è uno dei più importanti, al di là di biogas, fotovoltaico e quant'altro, impariamo a risparmiare l'energia. Abbiamo delle dispersioni già nelle nostre case che arrivano al 40%, quindi se già noi ci impegnassimo a risparmiare anche all'interno delle nostre case, ristrutturarle qualora fossimo in grado di poterlo fare, coinventarle, avere degli edifici pubblici anche loro coinventati, vedremo scendere le bollette dell'elettricità di molto, e questo non è produzione di energia, è risparmio, quindi vuol dire poterla usare e usufruire per altri scopi. Comunque magari qui poi anche Diego, che è più ferrato di me, può parlarvene. Che cosa invece sta succedendo in Italia a questi inceneritori di biomasse? E qui vi abbiamo portato solo alcuni esempi, perché portarne di più magari vi potevate annoiare. In tutti questi esempi, vedete, sono centrali a biomassa, combustione di biomassa, quindi non centrali di biogas, combustione di biomassa, che per irregolarità nella loro gestione sono diventati inceneritori. Invece di bruciare cipato, nel primo caso di Bado di Argenta, andavano a bruciare, diciamo, le travi, quelle catramate delle ferrovie, e adesso vabbè, hanno risolto, adesso sono ripartiti da capo. A Termoli sono state utilizzate sostanze altamente cancerogene. In altre zone, in seguito a emergenze rifiuti, sono diventati dei termovalorizzatori per CDR, proprio anche per rifiuti, quando c'è stata la crisi nel sud. Che cosa succederà nella Bassa Veronese? Allora, per quanto riguarda la storia di Bellani, un po' ve l'aveva già detta l'assessore Giorgetti, e già lui era apparso sui giornali già dal 2002-2006 con l'intenzione di costruire un inceneritore di rifiuti. Per quanto riguarda termomeccanica, come si diceva, termomeccanica, tutto il suo curriculum basato sulla costruzione di inceneritori e impianti per il trattamento dei rifiuti. E purtroppo alcuni degli impianti gestiti da termomecanico, o meglio non gestiti, perché ci becchiamo anche qualche denuncia magari, costruiti da termomeccanica, nel tempo si sono verificate delle irregolarità, nel senso che le centraline che misuravano gli inquinanti purtroppo misuravano inquinanti di molte volte inferiori a quelli che erano i valori effettivi. Quindi problemi tecnici o manomissioni, questo non lo sappiamo, sono in corso delle indagini, e alla fine delle indagini la verità sicuramente apparirà.